Sarà una Pasqua che di certo non dimenticheremo, quella del 2020. Annullate le gite fuori porta o al mare e i pranzi con i parenti e i picnic nei parchi, gli italiani si preparano a trascorrere una delle festività più importanti dell'anno tra le quattro mura domestiche. A non cambiare però sono le abitudini alimentari. Come in questo mercatino a Dosson di Casier, dove la gente con mascherina e guanti è in coda rispettando le distanze. Nessuno, nonostante le limitazioni, intende rinunciare alle tradizioni, anche se le specialità culinarie di questo periodo festivo saranno preparate per lo più nelle cucine delle nostre abitazioni. A casa, con l'amorosa, siamo in due e basta. Casa tranquilla, mia moglie. È una Pasqua solitaria, ma l'abbiamo presa ridendo, ormai ci siamo abituati. Sono sola e resto sola, è chiuso, bisogna adattarsi. Abbiamo fatto fare la spesa per fare il menù di Pasqua internos e sarà una Pasqua diversa, ma sarà l'ultima, dai, così. Più rimaniamo attenti alle osservazioni e più presto possiamo ritrovarci. E dunque, insomma, un augurio di buona Pasqua a tutti, con il cuore, ma state tranquilli e a casa. Una Pasqua diversa con le chiese vuote, molte le messe online per i fedeli, con un pensiero sempre rivolto alle persone che non ci sono più e alle persone che ogni giorno sono impegnate su tutti i fronti per fronteggiare questo terribile periodo. Una Pasqua di dolore e quindi questo dà valore al significato della vita e in qualche maniera esalta anche le vittime di chi si sta prodigando per noi.